Come salvare le attività delle Pro Loco a rischio di essere travolte dalla nuova disciplina fiscale per il terzo settore entrata in vigore il 1° gennaio scorso a Treviso, l'ultimo dei 3 incontri formativi organizzati da Umpli Veneto con i rappresentanti delle Pro Loco della Marca, del Bellunese e del Veneziano. Il passaggio a un regime forfettario basato sul volume dei ricavi, che di fatto equipara delle imprese tutte le manifestazioni con incassi superiori agli 85.000 euro, potrebbe rappresentare la pietra tombale per tante sagre ed appuntamenti tradizionali dei territori organizzati ogni anno grazie all'attività delle Pro Loco. Umpli è al lavoro e sta facendo pressing politico per cercare una soluzione. La prima cosa è quella di andare in Europa e farci riconoscere un limite che non siano gli 85.000 euro, ma sia un limite maggiore di quello, e logicamente non è che le nostre Pro Loco non vogliono avere la responsabilità e pagare quello che è dovuto. Si paga quello che è dovuto, ma ci deve essere riconosciuto quel volontariato, perché tutti noi abbiamo 600.000 volontari che lavorano gratuitamente. Una possibile via d'uscita potrebbe essere quella delle sagre di qualità che promuovono la tipicità di un prodotto del territorio. Tutta l'Italia ha dei prodotti tipici da salvaguardare, prodotti tipici che magari nel tempo scomparirebbero e che invece secondo noi vanno preservati, e quindi ci deve essere riconosciuto quello che è il lavoro che Umpli Nazionale fa, che Umpli Veneto fa, ma tutti i comitati regionali fanno per salvaguardare quello che è la storicità e i prodotti tipici.